si predispongono già a dormire. Dunque vi assicuro che non farò la pratica, quindi potete anche restare svegli. Che cosa che devo dire io? Qui c'è un gruppo di ragazzi che si è dato da fare non per divertirsi soltanto, ma per affrontare un tema, tra l'altro un tema così impegnativo come quello della risurrezione, la Pasqua. È uno dei temi fondamentali della vita cristiana, quindi un tema difficilissimo da affrontare. Loro l'hanno fatto con impegno, l'hanno fatto sacrificando tanto del loro tempo libero. Guardate, tante volte noi critichiamo i ragazzi dicendo che non sanno soltanto andare a divertirsi. Invece, in questo modo i ragazzi ci dimostrano che hanno dentro qualche cosa di importante anche da trasmettere. Io vorrei che tenessimo presente questo quando vedremo il loro spettacolo. Teniamo presente quanto tempo ci hanno impiegato, quanto si sono impegnati anche per fare qualche cosa che sia da una parte gradevole e dall'altra anche che serva, che ci lasci qualche cosa dentro, che non sia qualche cosa di vuoto e di leggero come quello a cui siamo normalmente abituati. Il mio discorso è abbastanza breve e mi limito a questo. Alcune indicazioni. La prima, durante lo spettacolo, ecco, state attenti di non avere il telefonino acceso, perché quello disturberebbe. Eventualmente se qualcuno l'ha dimenticato acceso, qualche volta può capitare di dimenticarlo acceso anche alle che c'è la vista. Ecco, se qualcuno lo l'ha acceso, ecco, pregate di spegnerlo. Seconda cosa, per non interferire con il lavoro dei ragazzi e soprattutto dei bambini, cerchiamo di non fare delle foto nei momenti topici durante la rappresentazione, soprattutto i flash, di farli lentamente verso la fine. Una terza cosa, gli applausi li faremo, però alla fine, in modo da non interrompere anche il loro lavoro. Una piccola avvertenza, ma piccolissima, qui non è neanche farina del sacco. Io una volta ho sentito che dicevano così: attenzione, a questi spettacoli l'ingresso è libero. Ecco che qualcuno ha capito. L'ingresso è libero. Io che ci sono l'ingresso è libero, io non ho detto l'uscita no. L'hanno detto loro. State attenti, vorrei dire, eventualmente se vi vedo scarpa di dare qualche aiuto, serve perché questi ragazzi li vogliono utilizzare per organizzare anche l'attività dei giovani nella nostra parrocchia. È una cosa che tutti noi desideriamo e quindi quello che farete eventualmente, se ve lo sentite, servirà soltanto a questo. Io ho finito adesso e vi mando buon divertimento. Buon divertimento e qualcosa che ci resta dentro.
C'era davvero tanta gente quel giorno a Gerusalemme quando Gesù arrivò. Tutti gridavano a gran voce: benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Ma ecco, si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua. Intanto i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di uccidere Gesù, ma temevano il popolo. Venne il giorno degli azimi e Gesù fece preparare la cena di Pasqua. Gesù versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugare con l'asciugatoio. Venne dunque da Simon Pietro. Signore, tu lavi i piedi a me? Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. No, non voglio che tu faccia questo. Se non ti laverò, non avrai parte con me. Allora, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Sapete ciò che vi ho fatto? Voi vi chiamate Signore Maestro di fede, perché io lo sono. Se dunque io, Signore Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato l'esempio perché, come
cena con i suoi discepoli. Aveva benedetto il pane e il vino e l'aveva dato a tutti loro. Era il segno della nuova alleanza tra Dio e gli uomini. Ma proprio quella sera, a tavola con lui, si nascondeva chi l'avrebbe tradito. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Mi tradirà colui che ha messo con me la mano nel piatto. Sono forse io, maestro? Tu l'hai detto. Io preparo un regno per voi, come il Padre mio ha preparato un regno per me, affinché voi mangiate e beviate alla mia mensa. Pietro, io prego per te, affinché la tua fede non venga meno, e quando ti sarai ravveduto, guida i tuoi fratelli. Ma Signore, sono pronto a rischiare il carcere della notte per te. Pietro, io ti dico che oggi, prima che il gallo canti, mi rinnegherai per 3 volte. Ora si compiono le scritture. Avvicina l'ora del dolore.
Il traditore aveva dunque consegnato Gesù ai soldati. Tutti i discepoli fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caiffa, presso il quale si erano già riuniti gli scribi e gli anziani. Tutto il Sinedrio cercava qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte. Ma non riuscirono a trovarne alcuna. Finalmente se ne presentarono due. Costui ha dichiarato di poter distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. E vedi, cosa risponde? Ma Gesù taceva. Devi dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto. Avete sentito tutti? Costui ha bestemmiato. Era di morte! Intanto Pietro se ne stava seduto fuori, nel cortile del palazzo. Una serva gli si avvicinò. Anche tu eri con Gesù, il Galileo. Non so di che cosa stai parlando. Mentre usciva, lo vide un'altra serva. Costui era con Gesù il Nazareno. Non so di che cosa stai parlando. Dopo poco i presenti gli si accostarono e dissero: Anche tu eri di quelli! No, non conosco quell'uomo, vi dico. E subito un gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. e Pietro pianse amaramente. Venuto il mattino, i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo misero Gesù in catene e lo condussero da Pilato. Allora Giuda, il traditore, si pentì e riportò i 30 denari ai sacerdoti, dicendo: Ho peccato, ho tradito sangue innocente. La cosa non si guarda. E Giuda, gettate le monete d'argento, si allontanò e andò a dimenticarsi. Intanto Gesù era comparso davanti al governatore.
I vestiti che avete visto questa sera li portate anche da loro. Grazie